that night I kissed our love goodbye. Don't blame it on sunshine, don't blame it on the moonlight, don't blame it on the good times, blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine, don't blame it on the moonlight, don't blame it on the good times, blame it on the boogie. Bene, buonasera e benvenuti a questa nuova trasmissione. Si chiama Candiani Factory, fabbrica della cultura. Il Candiani è un centro culturale di Mestre che si è messo in testa di fabbricare cultura. Lo sta facendo con tanti eventi, alcuni dei quali trovano posto anche sul piccolo schermo. A partire da questa sera Candiani Factory presenta una serie di cortometraggi realizzati da giovani registi mestrini, presenta Candiani Cabaret, una serie di appuntamenti con il cabaret di qualità, presenta interviste con gli ospiti illustri del Candiani e presenta l'agenda di ciò che succede settimanalmente al Candiani. L'idea è di allietarvi, di divertirvi, possibilmente trasmettendo il senso anche della passione che ci stiamo mettendo tutti a realizzare l'iniziativa del Candiani e anche questa avventura televisiva. Prosegue al Centro Culturale Candiani fino al 25 febbraio la mostra La Gondola, 60 anni di fotografia a Venezia. Lunedì 29 gennaio alle ore 21 Giocare con le parole, atelier di poesia. Alla stessa ora, per il ciclo Buzzati al cinema, Parnamo delle montagne di Mario Brella. Martedì 30 gennaio alle ore 16 Giovani e interculturalità, laboratori interculturali per ragazzi dai 6 ai 14 anni. Alle ore 18 Casa delle Parole, incontri letterari multiculturali. Mercoledì 31 gennaio alle ore 16:30 per il ciclo Altri Orizzonti Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano con Omar Sharif. Alle ore 21 per il ciclo Buzzati al cinema Il segreto del Bosco Vecchio di Ermanno Olmi. Giovedì 1 febbraio alle ore 21 Cabaret Candiani, il secondo appuntamento con il cabaret al Centro Culturale Candiani. Alla stessa ora Schermi di guerra, aneliti di pace, immagini della Prima Guerra Mondiale, proiezioni di filmati rari ed epoca con Giampiero Brunetta. Venerdì 2 febbraio alle ore 18 l'inaugurazione della mostra Paesaggi di guerra, sguardi dal fronte alpino del 15-18 con fotografie di Ippolita Paolucci. Alle ore 21 per la stagione di teatro contemporaneo 2006-2007 i video, i film della compagnia Fanny e Alexander. Sabato 3 febbraio alle ore 17:30 Lettere impossibili, amore e follia, uno spettacolo di e con Paolo Puppa. Domenica 4 febbraio alle ore 15:30 Giocare con le parole, laboratorio di fiabe per bambini dai 6 ai 12 anni. Alle ore 21 Rumi, serata dedicata a Maulana Jalal al-Din, concerto di musica e poesia. Buonasera, mi chiamo Giampaolo Cerato e ho 30 anni e abito a Mestre. Ho partecipato alla nona edizione del Mestre Film Festival del 2006 con il cortometraggio Homos Mestrinos. È un vero e proprio documentario. Io e il mio collega Pisapia siamo riusciti a descrivere Mestre nei suoi aspetti più vari, a partire dai caratteri delle persone, ad arrivare fino alle realtà urbanistiche e industriali che hanno caratterizzato Mestre in questi decenni. Ci siamo divertiti molto, poi vedrete durante la proiezione del corto. In effetti abbiamo cercato di raccontare in maniera ironica i vari aspetti appunto della cittadinanza di Mestre, a partire dai bambini, dalle signore al mercato. Ecco, questo è quanto, buona visione. Buonasera e benvenuti. Nella puntata di oggi vi parleremo dell'Homus Mestrinus, una specie che gli scienziati ritenevano estinta, ma che, come la storia insegna, continua a riservarci delle sorprese.
Ci troviamo in una delle zone più suggestive dell'antica Mestre. Questi sono monoliti antichissimi che testimoniano l'esistenza già all'epoca di architetti esperti. Pensate, qui attorno si estendeva un'immensa palude e milioni di anni fa tutto ciò non esisteva. Tutto era ricoperto da un'enorme distesa d'acqua. Poi, lo ricordiamo, c'è stata per secoli la dominazione veneziana. La Serenissima ha sempre avuto un'influenza determinante su Mestrius, tanto schiacciante che veniva usata esclusivamente per i propri fini commerciali e di scambi con la terraferma. Ecco, quando ormai non si trovarono più tracce dell'Homo mestrinus, una specie che ricordiamo essere endemica, come ad esempio alcuni primati del Madagascar, gli archeologi hanno portato alla luce qualcosa di straordinario. Dunque andiamo a riscoprire questa meravigliosa civiltà. Varie ipotesi sono state vagliate dagli scienziati per spiegare come abbia fatto l'Homo mestrinus a stare al passo con i ritmi frenetici della modernità. Ritenuta ormai una specie estinta, recenti ritrovamenti archeologici hanno portato gli studiosi sulle tracce dell'antica Mestrius, individuata in questa zona del Veneto ai margini della laguna. Essi cercano ora di capire come abbia fatto l'Homo mestrinus a celarsi, facendo credere addirittura di essere estinto. Probabilmente uno stratagemma dettato dalla sua incredibile capacità di adattamento che gli avrebbe garantito così la sopravvivenza e la conservazione della specie. Ma più di ogni altra cosa a come egli affronterà la sfida dell'evoluzione per misurarsi con i cambiamenti futuri. È incredibile, sembra che il tempo si sia fermato. Fra poco ci imbatteremo in alcuni esemplari in carne ed ossa, noi ve ne mostreremo in anteprima le immagini. Si muovono in branchi. E li possiamo anche bruciare il manuale sui sauri a sangue freddo. È completamente sbagliato. Questa è una creatura a sangue caldo. Non può vivere in una palude. Cerchiamo di scoprire insieme alcuni aspetti fondamentali della vita sociale dell'Homo mestrinus. Alle prime luci dell'alba, gli esemplari femmine escono dalle loro tane per procacciare il cibo per il maschio e i cuccioli. Come accade anche per altre specie, la femmina non agisce in branco, ma al contrario cerca di affermare la propria superiorità di intenti sulle sue simili, al fine di aggiudicarsi le prede migliori. Ti tocca? Tocca a me. No, signora. Dopo. No, mi dispiace, sono arrivata per piacere. Ne nascono degli scontri all'ultimo sangue. Perfetto. No. Sta zitto. Forse, proprio perché è uscita sconfitta dallo scontro, ribadisce con determinazione la sua superiorità su altre specie, palesemente inferiori, per poi rituffarsi nella quotidiana lotta per la sopravvivenza. I giovani esemplari si riuniscono abitualmente nelle ore pomeridiane, quando la calura si è attenuata e permette loro di uscire indisturbati dalle tane, senza pericolo di predatori in agguato. Uno dei rituali più caratterizzanti, che affonda le sue radici in tempi antichi, è quello dello spritz, composto corroborante a base di alcol dalla funzione sociale aggregativa.
La sua ricetta è avvolta da un'aura di mistero e si perde nella notte dei tempi. Si sa solo che è un ardito miscuglio alchemico creato da chissà quale mente geniale del passato. Il giovane esemplare maschio, forte del momentaneo senso di euforia e dell'allentamento dei freni inibitori, cerca una compagna con cui accoppiarsi. La scelta è molto varia, ma non sempre si ottengono risultati positivi. Quando finalmente trova la femmina che risponde alle caratteristiche genetiche preferite, può iniziare il corteggiamento. Dapprima con una fase di studio in cui i due prendono confidenza l'un l'altro. Poi con il vero e proprio accoppiamento. Ma la vera domanda che tutti ci poniamo è la seguente: come riuscirà l'Homus mestrinus ad affrontare la sfida del futuro? Beh, già i cambiamenti degli ultimi anni hanno dimostrato ampiamente che si sta seguendo una direzione precisa. Dal punto di vista urbanistico, ad esempio, sono state create nuove aree verdi, nuovi quartieri, nuove strutture. Pensate che la strada su cui sto camminando ora un tempo era attraversata da un corso d'acqua. Più recentemente è stata interrata e abbandonata al volgare flusso del traffico. Ora guardate un po', una zona più a misura d'uomo e più vivibile. Ma Mestre non è solo contesto urbano. Certo, la riqualificazione dei quartieri che hanno attraversato decenni di degrado e quelli creati ex novo ha contribuito a darle un aspetto più umano, ma il vero cambiamento sta avvenendo dal di dentro. È proprio l'apertura delle coscienze verso le frontiere della globalizzazione ciò che sta permettendo all'Homus mestrinus di venire proiettato verso una nuova era di prosperità e ricchezza, soprattutto interiore. Manda mia mamma o vai tu, se no vai tu in macchina, prendi un polistirolo e dietro in bagagliaio c'è una presa, una spina, un cavo lungo. C'è un po' di vento di troppo, comunque ho fatto un po' di riprese. Il nostro viaggio finisce qui. Non a caso, visto che il luogo dove ci troviamo ora rappresenta in qualche modo lo sguardo di Mestre verso il futuro. Anzi, lo sguardo di chi Mestre la abita, di chi Mestre la vive. Dal Teatro Candiani, Cabaret Candiani, ovvero, te la ricordi Chiara Candiani? Sigla!
nostro padrone di casa è Franco Rossi. Sì, io l'ho conosciuta, Chiara Candiani, sì, l'ho conosciuta. Ma perché? Perché compiamo gli anni assieme, nello stesso giorno, il 26 di dicembre, sì, che è una sfiga compiere gli anni il 26 di dicembre, ti fanno un regalo solo per Natale e compleanno. Io se mi fossi chiamato Stefano sarebbe stata una sfiga tripla. Neanche... È brutto, sì, è brutto. Poi una vita che comincia il 26 di dicembre comincia già male. Io ho avuto dei grossi problemi, io me ne sono andato di casa molto presto, sono state alle 4:30, alle 5 del mattino, perché non andavo d'accordo con i miei genitori. Mio padre è sempre stato contrario al lavoro che faccio, ancora oggi continua a dirmi fai l'ortolano, che è il lavoro che frutta. E a me invece piaceva il suo di lavoro, quello di mio padre. Mio padre faceva il capostazione, a me piaceva stare con lui. E ricorderò sempre quel giorno che ero con lui alla stazione, c'era questo treno vecchio che doveva partire, lui capostazione che chiudeva i portelloni, quelli di una volta. E me lo ricordo come se fosse ora, che chiuse il primo portellone forte con le sue manone, slam, e poi il secondo, slam, e poi il terzo, slam, e poi il quarto, slam, che però si riaprì. E allora lui con le sue manone forte lo richiuse, slam, ma questo si riaprì. E allora lui con le sue manone e un piedone forte lo richiuse, slam, ma questo si riaprì. Ricordo che fu solo allora che disse, bambino, o tu tiri via le manine, se no noi di qua non partiamo più, sì. Mio padre è sempre stato un tipo molto strano, ha sempre odiato gli animali, i gatti in particolare, non vedeva l'ora che venisse l'ultimo dell'anno per far scoppiare le micette. Molto bravo in cucina, difatti mi picchiava solo in camera da letto. Mi picchiava, ma mi voleva bene, perché dovete sapere che mio padre è arrivato al punto di togliersi il pane di bocca per darlo a me. Ricorderò sempre, gli dissi, papà che schifo, poveri, molto poveri, eravamo così poveri che arrivavo a casa la sera, pallido in volto e piangente, dicevo, papà, dammi qualcosa da mettere sotto i denti. Mi metteva in bocca l'apparecchio e mi mandava a dormire. Dormire a casa mia era un problema, perché nella mia casa c'era una camera da letto sola. Nella camera da letto c'era un matrimoniale. Nel matrimoniale c'era solamente un posto per due. Io e mia sorella dormivamo per terra, uno da una parte e l'altro dall'altra del letto. Non eravamo comodi, eravamo comodini. Sì, mi ricordo che mio padre mi appoggiava anche l'orologio. La cosa che più mi faceva incazzare era quando voleva leggere fino a tardi, con tenere la bajour alta fino a qua. La mia casa. Me lo ricordo, la mia casa era una topaia, era uno scantinato col soffitto a volte, per cui non sempre. Era così, mi ricordo che il pavimento della cucina, che in un primo tempo volevamo fare in cotto, poi c'è stato no, troppo grasso, l'abbiamo fatto con la bresaola. Chi se ne frega, sì. Le scale per scendere erano sempre sporche di uova, penne di gallina, l'avevo detto io, non mettiamo la scala a chioccia. Me lo ricordo, eravamo poveri. Così poveri che in cucina sopra un muro avevano fatto mettere una credenza, sull'altro un proverbio. Il soffitto del salotto era così basso, ma così basso che nell'acquario potevamo tenere solo le sogliole. Avevamo il bagno in comune e questa cosa al sindaco non è mai andata giù. No. L'ho conosciuta io, Chiara Candiani, come no. Hey,
Buonasera, mi chiamo Mirko Barozzi e sono qui per manifestare il malcontento generale per il nuovo decreto fiscale promosso dal governo. Rivolgo un saluto particolare al mio autore, il dottor Filippini. Filippini, grazie, ti sono grato. Il sottoscritto, in qualità di portavoce della CGIL, Cisle Will, e per i seguenti gruppi industriali: Zenit, Thoppas, Tanichelli, Zonin, Zingarelli, Zurigo, Ferovat, Zueg, Figulisi, Zof e Zaccardo, Filippini. La nuova finanziaria proposta da questi zingari del Parlamento che un giorno ci sono e un altro no, riducendo questo paese in una sorta di quella cosa che d'acqua che sta lì per terra e non si deve calpestare, costringendoci a navigare in una zattera bucata in un mare di debiti. È per questo e per altre 1000 motivazioni che abbiamo messo insieme questa cosa, ma con un grosso impegno, questa manifestazione di speranza in un governo migliore, speranza in leggi più giuste, speranza in augurarsi, no? Era brutto, era... Speranza in uomini politici più capaci, e per questo risulta essere una speranza possibile come la speranza di una zanzara della Tanzania di aggrapparsi a uno Zulu di Zagabria, e cioè zero. E per finire, visto che sono stato scelto per la mia attenzione, la gentilezza, la pacatezza, un cazzo, vieni qua Filippini, vieni qua. M-O-N-A, Mona! Medici ospedalieri non affidabili. Presto, lo stiamo perdendo! Rapporto! Uomo, 42 anni, bianco, ferite evidenti, solo un'escoriazione al braccio! Presto, lo stiamo perdendo! Ma c'ha solo un'escoriazione al braccio? Sì, ma io non ho messo i freni alla barella, no? Presto, lo stiamo perdendo! Ma di che vada? Ma che vada, ma là, ma dai! Ma che vada, ma... Senti un po', dimmi com'è sta il paziente della 16? Insomma, guarda, c'ha la febbre altissima, altissima. Ma io gliel'ho detto, Guardi, la sua febbre non mi preoccupa per niente. E lui? E lui mi fa, anch'io se la febbre fosse sua me ne sbatterei le balle. Sì, beh. Sì, tu parla. Ti ricordi la settimana scorsa? Sì. Quell'uomo che è stato investito da un furgone del latte? Parmalat. Sì. Cattivo investimento. C'è poco da ridere. È morto. L'hanno seppellito? No, parzialmente cremato. Guarda. Ma non sono i morti che mi preoccupano a me, sono i vivi, sono i neonati, ma i bambini piccolini, ma tutte le notti, da 15 giorni, si svegliano nel cuore della notte e urlano in preda agli incubi. Ah sì? Avete provato a toglierli dall'incubatrice? Non ci avevo pensato. Vedi? Presto il paziente della 9! Ma dove stai andando? Il paziente della 9? Se il paziente aspetterà, no? E se non è paziente? Se non è paziente non ha bisogno del medico. Allora. Pausa caffè. Ecco qua. Sì. Buono, sì. Adesso andiamo, va. E dove vuoi andare? Non c'era uno che stava per morire. È morto!
sembrava più morto prima. Ho capito, invece è morto adesso, tu il tuo caffè, guarda. È certo che a qualcuno il caffè fa male. Sì, guarda, tanto male. A sì. proposito, scusa un attimo, non sei il signor Baldin? Quello Sì. attaccato alla macchina? Sì, quello attaccato alla macchina. Quello della dialisi? Sì, esatto. Attaccato da 3 mesi, Sì, dipendente Ho dalla capito, macchina. Sì, signor Baldin, E cos'è? i suoi parenti mi hanno fatto causa. E perché? Sì, per eutanasia. E questo è tutto per colpa tua. No! Ah, sì, No, è colpa tua, È colpa mia. E ieri a mezzogiorno l'hai detto tu, ragazzi, per oggi basta, stacchiamo la spina. Ma guarda che spacchiamo la spina. Era pausa caffè. Era collegata col caffè, no? La spina? Eh sì. Ma se staccavo la spina del caffè, il caffè non veniva più giù. Ah no? No. Allora hai fatto bene a staccare l'altra. Senti, adesso non abbiamo mica tempo da perdere. Hanno appena ricavorato uno con una caviglia slogata e un braccio fratturato. Cosa è successo? Voleva evitare un bambino. Incidente stradale? No, coito interrotto su letto a castello. E ricordatevi, là dove c'è un problema, là dove c'è un ostacolo insormontabile, là dove c'è un colesterolo alto, noi saremo lì con te. In pausa caffè. Bravi! 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 Dorino e staga sentà che mi sento osservata, per piacere. Questa mania di sentirsi osservata, applaudivo a questo esempio di eccellenza nel campo della sanità italiana. Bravi, ciao. Chi si è iscritti a Mutua, che quasi quasi va a farmi fare un ketchup completo. Sì, perché cosa? Cosa che ho? Ecco, e vene vanitose sulle gambe, e una lombardia sulla schina che non che dico neanche. Guardi, se si lamenta lei, la sua amica Rosa, cosa dovrebbe dire? E a Rosa fuori te che ha una malattia tanto brutta, è il morbo del Pakistan, là. Pakistan. Una perpetua più ignorante, non potevo trovarla. No, che basta mica così ignorante, Dorino. Adesso basta con i suoi problemi, perché se mi metto a parlare dei miei non finiamo più. Perché cosa che è successo? Guardi, sono andato dal medico per una ricetta. 4 giorni ci ho messo, 4 giorni. Lunedì vado, non trovo nessuno. Martedì pieno di pazienti. Mercoledì arrivo, vado là, il medico va via per un'emergenza. Giovedì aspetto 2 ore e finalmente mi dà sta ricetta. E no che chiama impegnativa. 4 giorni, credo. Stia zitta, perché adesso sta per andare in onda una cosa divertentissima. Le canzonette sono importanti, tutti voi avete la vostra canzone della vita, la canzone che più vi piace, che più vi ricorda tante cose. Io ho scoperto che attraverso le canzonette si possono affrontare gli argomenti anche quelli più noiosi, più ostici, come la politica, l'economia. Io ho fatto un esperimento, ho messo in musica il giornale più noioso che c'è. Qual è il giornale più noioso? Lo sapete tutti? Il Sole 24 Ore. So che molti di voi lo leggono perché lo scambiano per la Gazzetta dello Sport, c'è lo stesso colore. Ecco, io cosa ho fatto? Siccome, come molti di voi, anch'io non capivo quello che c'era scritto, per cercare di capire l'ho messo in musica, ho usato delle canzoni che voi conoscete, è venuta fuori una roba più o meno così. E adesso compro anche dei titoli, son di Pirelli e di Intesa BC, c'ho poi le quote di San Paolo e Mi. E ho messo gli occhi addosso ai CCT, vedi, il Nasdaq in affanno, c'ho un attimo di gelo e sento freddo al culo, baila, Tronchetti proverà, sotto questa congiuntura, i soldi fa ballare, i conti fa tornare. Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi speculazioni. Non essere geloso se ho le quote Telecom, non essere furioso se ti danno le azioni team. A te che solo la pensione ti dico, investi nel mattone, na 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 na. Prodotto interno lordo, non so bene cosa vuole dir, viene citato spesso questo PIL. Ma
Cos'è il PIL? Cos'è il PIL? Cos'è il PIL e cos'è il PIL? Lo dicono ogni sera al TG. L'euro non c'è in tasca mia, l'euro non so che cosa sia, e il bancomat mi chiede che c'è, dato che niente più mi dà. Mi manca il codice segreto, prelevare non si può. E allora chiedo a un impiegato se vuoi abbassiamo il tasso, se vuoi, però tu sei già in rosso. Ormai il saldo non ti basta, credi a me, non puoi cambiare neanche i travel. Estingo il mutuo tra 100 anni, mi ci vorranno più di 100 anni. Ma se ritroverò i banchieri, gli farò 2 occhi neri, farà male più di ieri. Che te ridi tu? Che te ridi? Io vi conosco a tutti quanti voi, popolo di evasori totali. Pur tu con sta faccia da... Tu, la faccia da evasore totale. Tu di la verità, sei uno di quelli che quando fa la dichiarazione del reddito dice nulla tenente, nulla sottotenente, nulla capitano. Cioè, tu c'hai un giardino talmente grande che per arrivare al recinto dall'altra parte ci vuole il passaporto per arrivare là. Tu sei uno di quelli che quando ci dicono mi faccio la fattura, tira fuori la bambolina e gli spilloni. E l'arrivo io, Renata di Giacinto da 117. E dopo vediamo. La signora accanto qua, moglie sua. Una conoscente? Trovata per strada, che fa? Questa è un'altra che non dichiara niente, la vede dalla faccia. Questa invece c'ha la faccia da condono edilizio, eccola là, già la vede. Questa è una di quelle che ci dicono pure a lei. Lei c'ha la casa? No, non ce l'ho. Poi c'ha una casa talmente grande, la Reggia di Caserta, che per andare dal salotto alla cucina si muove col navigatore satellitare, così. E dopo arriva io, Renata di Giacinto, 117, poi vediamo. Voi conosco a tutti, perché io oramai sto qua nel Veneto, ormai già da 6 anni. Prima stavo nell'alta finanza, finanziera a confine italo-svizzero, alta finanza. Fatti sta che da quando sono qua ho scoperto che io non sopporto il nero. Non che sono razzista. Il nero che non fatturate voi qua con queste aziende. Aziende che vado a visitare tutti i giorni in borghese, così non mi riconoscono. Veramente delle volte non mi riconoscono manco quando mi presento. L'altro giorno sono andato in un'azienda, mi sono presentato. Ho detto buongiorno. Questo arriva da me e mi fa buongiorno mi dica. Faccio che è messicano questo. Buongiorno, sono del 117. Cosa mi fa? Mi, sono del 54, so più vecchio mi. So più vecchio, portami rispetto. Dico, ma che sta dicendo? Lavoro per lo Stato, per l'amministrazione finanziaria. Come sente finanziaria questo fa? Ascolta, Harry Potter, mi fa. Ancora questa finanziaria di quello che schioppa là, Fa un piacere poi lavoro, se è una parola grossa lavoro. Dico, ma guardi, ma chi vuole prendere in giro? Qua sta esagerando. Sono venuto per il prelievo fiscale. Cosa ha fatto? Mi mostra la tessera dell'Avis. E il sangue mi fa sociucciare da sti qua. Dico, ma lei ci sta prendendo in giro, lei dichiara 20.000 euro di reddito. C'ha la Mercedes da 60.000. Lo so. E il Porsche da 100.000 gli era finito. Mi sono incontentato. Questo, quando ha capito alla fine con chi aveva a che fare, ha cominciato a cambiare registro. Ha cominciato a farmi pena. Mi ha cominciato a dire che il mercato è difficile, che non vendono più come una volta, che non fatturano più, che ci sono problemi di mercato a causa della concorrenza dei cinesi. Io ho dovuto fare il mio dovere di cittadino italiano. Ci ho comprato una camera da letto e un salotto.
Dice però che mi ha fatto un affare perché era destinata a sua figlia, mi ha fatto uno sconto incredibile. Ora il problema è però che mi ha detto che mi farebbe un altro sconticino del 10% se non mi fa la fattura. Che faccio? Ci dico di sì o gli faccio cadere sulla testa la mannaia del fisco? Mannaia la miseria, mannaia. Oh mamma oh mamma Buonanotte, popolo della notte, dal vostro DJ della notte in diretta qui su Radio Notte Fonda. Questa notte è dedicata a voi, amici all'ascolto. Pizzeria era ora, ma non era questa l'ora. Grazie, comunque, grazie. Questa notte è dedicata a voi, amici che ci ascoltate da casa. Voglio conoscere i vostri pensieri, entrare nei vostri cuori, scoprire i segreti della notte. Sento il telefono che squilla. Chi sei, amico in linea? Sì, pronto? Ho uno strano ritorno in cornetta. È normale, prova ad abbassare la radio. Non mi risulta possibile in quanto l'apparecchio radiofonico si trova già per terra. Come ti chiami, burlone della notte? È tanto piacere, mi chiamo Agostino Paiusco. È un onore poter parlare con te, speaker radiofonico. DJ della notte! E qui devo correggerti, caro speaker, perché il termine più corretto per la tua professione è speaker e non DJ. Speaker, termine coniato nel lontano 1856 in Inghilterra. Ecco, in questo caso coniato non si intende il fratello dello sposo, anche perché dal 1856 a oggi... Sì, no. Pronto? Sì. Dicevo che dal 1856 a oggi sarebbe sicuramente morto e sarebbe corretto parlare di cadavere. Ma tornando alla parola... Vedo che abbiamo un esperto di radiofonia in linea. Ma no, ma queste sono cose che sanno tutti. Sì, certo, però questa notte non si parlerà di radio, questa notte parleremo di arte, di scultura. No, che sfortuna, non è che me ne intendo tanto di arte e di scultura. Ma non ti preoccupare, per irrorare la siccità delle vostre menti avete qui la fonte da cui attingere, il vostro DJ della notte. Vedi, caro Agostino, sì, la scultura nasce tanto tempo fa in Grecia. E qui devo correggerti perché sì, la scultura è nata sì, nell'antica Grecia, precisamente all'epoca delle lotte elleniche nel VI secolo avanti Cristo. Ma possiamo scorgere i primi segni di arte e scultura all'epoca dei primitivi che amavano impitturare le caverne. Certo, diciamo. sì. D'altronde è stata recentemente riscoperta la prima opera scultorea della storia completamente fatta di ghiaccio. Sì, certo. E per questo si dice la prima era glaciale. Pronto? Ma adesso posso parlare io, per cortesia. Oh, santa patata, ti sei arrabbiato, speaker radiofonico? O forse hai urtato un lato sensibile della tua personalità? No, tu hai proprio rotto il lato sensibile. Pronto? No, dicevo, caro Agostino. Sì. Perché hai chiamato? Ecco, io ho chiamato perché ci tenevo a raccontare una poesia che ho composto io e riguarda il tema della serata. Bene, popolo della notte, popolo all'ascolto, mettetevi comodi nelle vostre poltrone e ascoltate queste soavi parole di arte e di scultura raccontate dalla voce di Agostino in una poesia che si intitola La mia cagnetta. Cagnetta perfetta, sì, le tue orecchie a sportella ti fanno bella. Sì, bella. Ti vedo lesiera nel mente che intraversi il campo di Formentone, sì, per andare dal tuo bel cagnone. Ma da quando Galdino, il nostro vicino, lo ha fatto castrare, sì, ti si è iniziata a lagnare, sì, e non corri altro. Altro, sì. E sei triste e ti sei buttata sotto una falciatrice. Perché sei morta? Perché sei morta?
Perché sei morta? Perché ti sei buttata sotto una falciatrice? Insomma. Poverina. Pronto? A te che la buttarti ti sotto una falciatrice, regia, e va a filtrare ste telefonate, porca miseria! Speaker, pronto? Allora, ascoltami bene. Io ti faccio fare un figurone. Vieni avanti. Un figurone. Tu racconti la barzelletta, non preoccuparti, tu stai è cabaret. Allora tu dici questa barzelletta qua, la dici così, si squartano. Lo so, la dico io. Allora, cosa fa un pomodoro alla mattina? Salsa. E la patata pure, ok? Hai capito? Cioè, tu arrivi, figurone, qui rido, è sicuro, vai tranquillo. Se per caso hai dei problemi che non riesci, mi fai una telefonata. Io ho il telefono, la mettiamo a posto, ok? Hai capito? Pomodoro la mattina, salsa, patata, pure, ok? Problemi, chiami, è tutto a posto, ok? Nel caso... Pronto? No, io te l'ho detto che sono un attore tragico. Qua non ride nessuno. Vabbè, racconto la barzelletta. Un pomodoro meschino che va a lavorare tutti i giorni in mezzo ai campi. Pronto? Ah, non lavora? L'hanno licenziato? Posso fare qualcosa? Raccontare la barzelletta? Vabbè. Un pomodoro che dorme tutto il giorno perché l'hanno licenziato. Secondo voi quando suona la sveglia cosa fa? La spegne. Pronto? Ah, salsa. Ah, ho capito, salsa. Ho capito. Ora dico, la patata invece che non fa niente tutto il giorno, si profuma, si depila. Quando suona la sveglia cosa fa? Salsa. Pronto? E uno lo sapeva. Ah, pure! Ah, ho capito. No, ma che io te l'ho detto. A me il cabaret lo fa cagare. Toyota Otsuyu Yamato Toyota Gotsu Yokohama Hoto Yamamoto Hoto Yamamoto Hoto Yamamoto Hotola! Io ho un problema. Io quando mi innamoro deperisco. Cioè, adesso un po' di tempo che non mi innamoro più. Però avevo anche cominciato bene. Io mi ricordo alle elementari, la mia prima fidanzatina delle elementari, Anna, era bellissima. Io andavo a casa sua a vedere Heidi e lei mi faceva le scenate di gelosia perché io guardavo più Heidi che lei. Ho detto, no, ma non devi essere gelosa, non è che sono innamorato di Heidi, è che voglio vedere come fa a far sorridere i monti. Me lo sono sempre chiesto. Poi dopo 2 anni mi sono innamorato di Anna dei capelli rossi e lei altra scenata da gelosia. Due innamoramenti in 3 anni sono troppi. E tu allora, che eri innamorata di Goldrake?
E Goldrake, non bisogna innamorarsi di Goldrake, perché uno deve innamorarsi di un uomo tutto d'un pezzo. Goldrake ha i componenti. E poi Goldrake, se ci pensate, è un idiota. Cioè, pensate, vi ricordate cosa faceva Goldrake? Goldrake, se combatteva contro un nemico e doveva lanciare un'arma contro il nemico, diceva prima il nome dell'arma che usava. Cioè diceva alabarda spaziale e poi cacciava l'alabarda spaziale. Il nemico gli parava il colpo e per forza gli hai detto? Cioè, come non so, Ronaldo dice batto un rigore, te lo tiro a destra. Oh, me l'hai parato. Per forza, se lo dici prima è normale. Vuoi fregarlo? Dici alabarda spaziale, gli cacci le lame rotanti. Poi ho detto la barda spaziale, ho tirato le lame rotanti, cosa vuoi? Faccio quello che voglio, se decido io, non è che ci sono problemi. Poi ecco, devo dire, ci siamo persi di vista alla fine delle elementari. Lei credo che adesso sia fidanzata con un Pastamatic per questo retaggio di Goldrake e io sono andato avanti con le mie esperienze nell'adolescenza. La prima ragazza che ho avuto nell'adolescenza l'avevo conosciuta avendo la moto, no? E allora arrivavo nella piazza, una volta le ho detto vuoi venire a fare un giro? Lei ha detto va bene, ma ha preso la moto e è andata a fare un giro per conto suo. Ho capito che non funzionava così, la volta dopo le ho detto vuoi venire a fare un giro con me? Lei è salita già più titubante e poi siamo andati così a campi e abbiamo cominciato a baciarci. Ci siamo baciati per 6 ore di fila e non dimenticherò cosa disse alla fine di quelle 6 ore. Disse beh, adesso possiamo toglierci il casco. Poi nell'adolescenza la cosa bella è che ho avuto la mia prima esperienza. Ho fatto l'amore con una ragazza della Svizzera francese. Sono andato da mia madre e ho detto mamma, ho fatto l'amore con una svizzera. E lei mi ha detto Dado, devi rivedere il tuo rapporto col cibo. Quando la seconda volta sono andato con una milanese non le ho detto niente perché volevo evitare equivoci. Poi le cose sono andate via via sempre peggio. Io sono stato rifiutato da donne talmente diverse che ho capito il concetto di rifiuto differenziato prima della nettezza urbana. Io ho ricevuto talmente tanti 2 di picche che la Dal Negro mi manda gli auguri di Natale. Ma il momento peggiore è stato quando la mia mano destra mi ha detto oggi no, ho mal di polso. Però non ce n'è. Donne come Chiara Candiani non esistono più. Benvenuti a Cavoli a merenda, consigli flash del dietologo. Consiglio flash di oggi. Ricorda, la carne di cavallo fa bene perché contiene il ferro, specialmente se mangi lo zoccolo. Ma se giri con una Z sulle chiappe vuol dire che hai mangiato il cavallo di Zorro e Zorro si incazza.
Grazie, buonasera. Benvenuti allo Studio Z, la più grande discoteca del nord Italia. Meravigliosi, grazie. Buonasera, Franco Rossi e i Corsari della Polca, questo bellissimo gruppo di liscio. Solo per voi questa sera siamo un gruppo che suona di notte, ma io di giorno faccio un altro mestiere. Sono colui che dà la voce all'autoscontro, sono quello che dice forza ragazzi, tutti quanti sull'autoscontro. Mettete il gettone nella macchinina, forza giovani, grazie. E sono qua questa sera per proporvi un bellissimo disco tratto dal mio LP, CD, cassetta, DVD, VHS. Gente del mio paese, voglio proporvi una bellissima mazurka solo per voi questa sera qui allo Studio Z, la più grande discoteca del nord Italia. Attenzione perché nel liscio si canta tutti insieme l'ultima parola della prima frase per cominciare la seconda e soprattutto nel liscio ogni volta che il cantante dice grazie parte l'applauso, facciamo una prova, 1, 2, 3, grazie. E facciamo partire questa base, una bellissima mazurka dal titolo Gente del mio paese, grazie. Prego maestro. Meravigliosi. Potete ballare qui davanti se volete. Un saluto al pullman di Mestre, venuti qua questa sera per ballare con noi. E cantiamo tutti insieme, Gente del mio paese. La gente del mio paese, paese che al sabato sera va tutti in balera. Ultima parola, balera del mio paese. Insieme, forza! Paese che al sabato sera vuol fare l'amore. Poi del mio paese, grazie. Lo fanno la gente in balera nel sabato sera. Gente del mio paese, paese che al sabato sera vuol fare l'amore. Grazie. Attenzione, stanno per partire le dediche. Dedicato da Giuliano di San Donato a Donato di San Giuliano. Attenzione, sta per partire il sax che ride. Grazie, meravigliosi, Studio Z questa sera, solo per voi, grazie. Papi, mi piace tanto il cabaret, tutti questi comici che fanno tutte le cose, è bellissimo, papi. Ma anche quello, hai visto come faceva, cantava, rideva, mi fa troppo ridere, papi. Ma te ne vuoi andare, Mosca? Scusa, papi, dormi pure, papi. Bastarda, adesso ti prendo. Francesco, vieni, Francesco Zappalà, vedi c'è un bel pubblico, il meccanismo è semplice. Non essere timido, dai, è semplicissimo. Tu vieni qua, dici una bella barzelletta, pam 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 pam. Questo è il cabaret, la gente ride, eh? Allora la barzelletta è: cosa fa un maiale che cade dal quinto piano? Spec! Vedi? Risatona ed esci col botto, eh? È cabaret. Sei problemi? Eh? Ci sentiamo. Francesco? Zappalà.
Pronto? Dall'inizio? Ah, ok, va bene. Un maiale meschino che si è lasciato con la maiala perché ci ha detto che era un porco, si arrampica in un grattacielo di 5 piani. Pronto? Senti, ma lo dobbiamo fare proprio morire? Poi ce lo mangiamo. Vabbè. Un maiale che si lancia dal 5° piano, cosa fa? Specca. Pronto? Senti, qua mi stanno guardando anche male. Io te l'ho detto, a me il cabaret mi fa cagare. Bene, 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 buonasera signori, questo è un momento importantissimo della serata, è un momento clou, è un momento che dovrebbe esserci, non avevamo fatto tutta una pulizia, un lavoro, vabbè, signor, vabbè, comunque signori è un momento importante perché è il momento dello... Papi, sta arrivando Tony. Allora io sto facendo il presentatore, mi pagano per questo, se lei anticipa, capito bene. Allora, stavo dicendo, dobbiamo accoglierlo con un grosso applauso. Io la uccido, glielo dico, così siamo a posto. E lei paga, bravo, ecco. Allora, signori, con un grossissimo applauso dobbiamo accogliere un grandissimo artista. È il momento di... il momento di Tony Sentimento! Venite su con questi applausi, signori. Tony Sentimento! Dove... Ah, di più applausi. È abituato ai grandi palcoscenici. Ecco. Tony. La mano, questo. Scusa perché mi impalli. Ecco, Tony, i giornali hanno scritto delle cose fantastiche su di lei. Hanno scritto che lei è un cantante immenso. No, non era immenso, era un cantante, immortale, era immortale, un cantante immortale, sì, non era immortale, immondo, come immondo? Devi spiegarti meglio, se non ho capito, immondo, il mondo non va bene, no, vai di là, Tony Sentimento, vieni qua tu, che suggerisce anche sbagliato. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare, resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare.
ma guarda che luna, guarda che mare. In questa notte senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare. Benvenuti a Cavoli a merenda, consigli flash del dietologo. Consiglio flash di oggi. Io, per esempio, ho scoperto che bevendo una certa acqua si diventa puliti dentro e belli fuori. Puliti dentro e belli fuori. Allora ho bevuto 12 litri di quell'acqua lì. Sono diventato bellissimo. Sono uscito con una ragazza bellissima e mi sono pisciato addosso tutta la sera. Data astrale 2225. Ecco il tenente Terreone, meglio conosciuto con il soprannome di Terrone, pronto per una nuova consegna nello spazio. Al suo fianco lo scudiero di fiducia, che unisce ad un linguaggio fornito un intelletto superiore, ed è quindi considerato la migliore guida stellare. Il suo nome è Armando. Armando però è sempre perennemente in ritardo. Si giustifichi. Oh, è andato a fare la spesa e ha preso tutto quello che le ho chiesto? Faccia vedere. Cosa ha preso? Del formaggio? Del pecorino? Ho capito. Dopo cosa ha preso? E ci sei adesso tu. Ha preso la mano Ramazzotti, ho capito. Dopo cos'altro ha preso? Che cosa sono queste? Delle orecchiette ha preso, ma per favore. Comunque, per 3 cose tutto questo ritardo? Ha conosciuto una ragazza. Chi ha conosciuto? Sentiamo. Buonasera. La cassiera. Cosa ci ha fatto? Sentiamo cosa ci ha fatto. Mi ha regalato un fiore. Le ha fatto il mazzo. Armando, non sia volgare, per favore. Allora, siamo pronti? Possiamo partire? E si allacci le cinture. Cosa? Perché io sobbalzo e lei no. Guardi che pancia che si ritrova. Ha visto che funziona. Cosa? No, non faccia scherzi qua. No, abbiamo l'abitacolo piccolo, no. Se la tenga, mi fermo all'astrogrill, Armando. No, per favore, se la tenga, no, Armando. È passato. Si rilassi, bene. No, Armando, no. Aria di casa sua, bello schifo che c'è. Tiri un po' giù, va. Da qua abbiamo l'autoradio, per favore, concentrati. Almeno metta qualcosa di orecchiabile. La gente del mio paese. Armando, abbassi il volume, per favore. Piuttosto, senta, di questa consegna ci avrà una bolla, faccia vedere la bolla. Ma dove guarda, Armando? La bolla di consegna. Non ce l'ha. Si ricorda almeno il pianeta? Ah, questo è Plutone. Ah, Venere. Mercurio. Ho capito. Senta, ma per arrivare a questo Mercurio, Ma cosa fa la conta dei pianeti, Armando? Ma cosa fa? Sente l'aria? Non c'è l'aria nello spazio. Sì, qua sì che c'è, Armando, qua sì. Insomma, dove devo atterrare, Armando? Qua, a terra, è sicuro. Benissimo. Eccoci qua. Buonasera.
Ma i nostri eroi sbagliarono ancora. Infatti atterrarono sul pianeta Casadei, dove fra mazurche e piadine un'insidia nascosta li attendeva. Grazie, meravigliosi! E pronti tutti per la gara di ballo qui allo Studio Z, la discoteca più grande del Nord Italia. Grazie. Armando, ma è sicuro di avere trovato il pianeta giusto? One, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Well, my soul in the fiore che viene dalla montagna, il ballo ben che non si bagna, che lo voglio regalare, lo voglio dare al mio amore questa sera quando viene. Stasera quando viene sarà una brutta sera, e perché sabato di sera non le più da me le dà dalla cosina, e perché mi son poverina, mi fa piangere e sospira. Sul letto della mente, che cosa mai dirà la gente, cosa mai diranno di me, diranno che sono tradita nell'amore perché mi fa piangere il cuore, e per sempre piangerò, e per sempre piangerò, e per sempre piangerò, e per sempre piangerò. Sì! Sono stati con noi questa sera, unico The Voice dopo Frank Sinatra, Emiliano Trolese. Un musicista con qualche problema di memoria per i testi, Kiki! Un uomo completo dalla A alla Z, vabbè, diciamo dalla A alla B, Pierpaolo Pagadelli! Non li faranno mai i sindaci del Rione Sanità, Diego e Paolo! Una chitarra, 100 illusioni, non minoreitano, signore e signori, Fabrizio Caggiani! L'unico veneto che parla con i lupi del Parco Nazionale d'Abruzzo, Maurizio Ferraco! Più che una pasta d'uomo, una pizza d'uomo, Piero della Corte! Due buoni motivi per passare la notte dormendo, Marco e Pippo! L'uomo che assassinava le barzellette, Gianni Stoppelli! Era con noi l'uomo che amava le donne non necessariamente ricambiato, Dado Tedeschi! Sono tutte belle le mamme del mondo, ma loro lo sono di più per la mamma di Ado! Se qualcuno porta la sambuca, la mosca, la portiamo noi, David Rigadelli! Reduce da una tournée in tutto il mondo che ha toccato anche il Polesine, Tony Sentimento! Signore e signori, una fan da urlo, anzi più da urlo che fan, Isabella! Dei comici che sanno trovare il loro spazio, Paolo e Max! I virtuosi del rock anglo-veneto, Franco Fabbrica! È stato
casa Franco Rossi! Oh yeah! Grazie! Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Avere un'identità per una città, secondo me, significa fare memoria, conoscere bene il proprio territorio, percorrerlo, passeggiarci dentro, nelle architetture e avere relazioni con le persone che abitano questo territorio. Se si perde la sostanza di questo è perdere anche un po' la propria identità, quindi perdere se stessi. Forse avere una storia da raccontare. Forse non averla e costruirsela. Ogni città si costruisce una propria identità. Spesso in Italia si pensa che l'identità sia necessariamente l'essere riconoscibile attraverso un percorso storico, o meglio, connotata storicamente. Essere riconoscibile non è avere un'identità, anche se la contemporaneità ci dice che se sei riconoscibile appari, sei visibile e quindi sei conosciuto, ergo hai un'identità. Sbagliato. Una città dovrebbe essere, come dire, in un qualche modo identità perché qualcuno vi si reca, la pensa e vuole andarci perché sta producendo un qualcosa nella sua essenza, nella sua contemporaneità. Ero stato a Mestre molti anni fa, devo dirti, quindi no. E ne avevo avuto un'impressione, se mi permetti, sgradevole. Non credo a nessun miracolo. Però mi sono trovato a passeggiare a Mestre, camminare per Mestre, sentendomi a mio agio. Cioè, mi sembra che era stata costruita una possibilità, non so se poi una realtà, di vivere più civilmente il rapporto tra città e cittadino. Io amo molto Venezia, sono anche riamato. Mi fa molto piacere in questa fase della mia vita considerare che Venezia oggi è arricchita da Mestre, non depauperata da Mestre. Lo dico senza nessuna ragione di fare complimenti. E probabilmente se Venezia potrà avere un riscatto rispetto alla lenta agonia che per ragioni che voi sapete più di me sembra segnare il destino della città, soprattutto per la scarsa popolazione, ecco, se domani ci potrà essere una speranza, questa speranza per una grande Venezia si chiama proprio Mestre. La terraferma veneziana è un luogo di grande passaggio, è un luogo di tanti pezzi diversi che stanno insieme con difficoltà. Io li vedo così anche nell'architettura stessa di Mestre. È un luogo fatto da persone diverse ma che, come in molte altre città, vivono dentro a dei territori separati e quindi non hanno relazioni tra di loro. È un luogo dove però accadono tantissime cose. Io mi rendo conto che c'è un'attività, per esempio, di tipo teatrale, culturale, rilevantissima rispetto a tutto il centro e il nord Italia. Mi piacerebbe prima o poi vedere la costruzione di un ponte reale, non fittizio, tra la terraferma e la laguna. Io sono un curioso torinese che abita da circa 25 anni a Venezia. Secondo me la terraferma è un grande magazzino per poter lavorare, un grande laboratorio, c'è questa Marghera che è straordinaria, non lo dico per caso, ma lo dico perché la vivo, ci sono tanti artisti che già ci lavorano, il problema è voler fare qualche cosa che sia in rete, che sia connesso e che non sia così autolesionista. Tutto il mondo è teatro, ma dipende che cosa si intende per teatro, perché è il teatro della vita, è il teatro dei luoghi, delle persone che abitano quei luoghi, torno al discorso che ho fatto prima. Sì, potrei dire che possiamo giocare sul ruolo che tutto il mondo è il teatro. Io interpreto una parte, ciascuno di noi nella propria vita interpreta una parte. Fatto sta che bisognerebbe interpretarla nel miglior modo possibile, pensando a quello che è il bene comune e pensando quindi al rispetto verso noi stessi e verso gli altri.
se il teatro è l'ultima agorà del nostro vivere civile, o una delle ultime agorà del nostro vivere civile, probabilmente il teatro ci appartiene e ti appartiene, che è altra cosa per esempio, dalla cattiva televisione, non dalla televisione, dal cattivo gusto, dall'ignoranza, dalla stupidità. E ogni volta che ci possiamo riunire per sognare assieme, non so se facciamo teatro, però facciamo qualcosa che gli assomiglia, e questo aiuta a sperare che la prossima società possa essere migliore. Don't blame it on